la cosa che volevo fare era portare degli spunti. Io brevemente parlando di quello che ho fatto, nella mia carriera ho iniziato in Procter Gamble dove ho lavorato circa 9 anni, poi ho lavorato in McKinsey per circa 3, quasi 4, poi ho fatto una lunga esperienza in Nestlé, 10 anni dove ho gestito l'e-commerce a livello mondiale attraverso tutti i brand e tutte le operating company. E poi sono diventato il president dell'organizzazione qui in America che gestisce 5 miliardi di dollari di business nelle acque. Da là, da sempre ho gestito i business sfruttando, cercando di massimizzare la tecnologia, però se pensiamo a quello che stiamo vivendo oggi, alla fine la tecnologia è fondamentale. Quindi ho preso la decisione di andare direttamente in Salesforce, dove oggi lavoro nell'ufficio di Mar Benioff, il nostro CEO, e mi occupo di tutti i progetti e le iniziative speciali che abbiamo. E mi faceva piacere scambiare come un punto di vista su quello che è la situazione del turismo. Tra l'altro lavoro con grandi strategic customers di Salesforce che sono degli operatori in questo ambito e magari volevo partire da alcune riflessioni su come il business sta cambiando e a prescindere da qual è il player e il ruolo nella filiera che ha, quali sono le cose a cui bisogna fare attenzione. Perché la gente pensa che sia tutta una questione di tecnologia, in realtà non lo è affatto. E magari sentirlo da me, che sono in Salesforce, fa strano, ma cercherò di spiegarlo in maniera semplice. Salesforce, Massi ha detto correttamente, noi siamo leader mondiali nella CRM, abbiamo una quota di mercato del 20% a livello mondiale. Se sommate tutti gli altri 5 main competitor non arrivano ad avere la nostra stessa quota. Ma a prescindere dalla bontà delle soluzioni, diciamo che la tecnologia è rilevante se gli input che vanno dentro a qualunque soluzione tecnologica che acquistiate non sono quelli giusti. E quindi c'è un tema profondo dove il sistema Italia e le aziende in Italia purtroppo sono un po' in ritardo se confronto praticamente la realtà negli Stati Uniti, che conosco bene, dove vivo e lavoro purtroppo, perché vorrei essere in Italia da diversi anni. Ci sono delle cose che a livello di business gli operatori italiani devono cambiare. E fondamentalmente nella mia esperienza, un po' attraverso tutti i settori, ed è validissime questi 3 elementi anche nel turismo, ci sono 3 business enablers che fanno la differenza e dove ci dovremmo un po' tutti concentrare nei rispettivi business per generare valore. Il primo è quello di riuscire a definire quali dati dei vostri clienti sono importanti e poi che si parli di agenzia, che si parli di esperto, come i local expert che stanno creando Massimiliano e Adriano, che si parli di persone che hanno degli attrattori, che si parli delle compagnie aeree, è fondamentale capire quali sono le dimensioni dei dati dei clienti da utilizzare per definire un integrated view of the customer. Se non c'è chiarezza su quell'elemento, se i dati non sono tra loro collegati, se questa prospettiva integrata del cliente non esiste, è veramente difficile fare unlocking di valore. Perché pensate alle vostre esperienze stesse, voi in qualità di consumatori, di clienti, quanto praticamente siete poco contenti quando magari interagite con una compagnia aerea e non vi riconoscono. Io purtroppo pre-Covid viaggiavo circa il 95% del mio tempo con un ruolo globale e devo dirvi che Delta, per fare un esempio qua, mi conoscevano per nome. Avevo un trattamento particolare, sapevano che nei miei viaggi dall'America verso praticamente l'Europa non voglio essere disturbato, non voglio fare colazione, voglio arrivare, voglio avere un bicchiere di vino, voglio mangiare un po' di formaggio di uva e dormire. E poi voglio essere svegliato subito prima del decollo. Ma non me lo chiedono neanche. Le sanno queste cose e mi trattano di conseguenza. Alla fine, però, per far sì che questo avvenga, catturare i dati, capire quali sono i dati fondamentali, metterli in un sistema in maniera integrata e sulla base di quello capire praticamente come disegnare l'esperienza, che in questo caso è un'esperienza che nel mondo del turismo diventa sempre più articolata, no? Non si tratta più
di vendere un biglietto aereo, di vendere un albergo, ma il mondo sta andando in un'esperienza completa, integrata. Secondo me quello che Welcome Italy e Portale Sardegna stanno facendo insieme è il futuro, perché alla fine nel mondo di oggi è tutta una questione di contenuti. Comunque, cerchiamo di fissare il primo elemento. Il primo elemento sono i dati. I dati, capire quali sono i dati che servono per disegnare l'esperienza e per attivare l'esperienza, e dovete pensare a questi dati in termini di qualunque interazione che avviene per la vendita di prodotti e servizi, per l'assistenza su prodotti e servizi, per una comunicazione con i clienti che non è solo reattiva o chiamano il call center, hanno bisogno di qualcosa, no, ma deve anche essere proattiva, bisogna anticipare i bisogni praticamente del consumatore, bisogna sapere sulla base dei dati cosa vogliono e anticipare queste esigenze. Quindi questa è la prima. La seconda, se abbiamo veramente capito chi sono i consumatori target e abbiamo quindi definito le audience di riferimento, abbiamo quindi dei segmenti molto ben identificati, sappiamo quali sono i loro need, sappiamo quali sono le aree di interesse, a quel punto è tutta una questione di content, dove l'evoluzione del mondo del turismo non deve essere più il prodotto singolo, ma un pacchetto articolato che include tante cose e che è un pacchetto articolato, che è modulabile, che è customizzabile, e magari grazie all'intelligenza artificiale questi need sono anticipati e vengono fatte delle proposte, delle recommendation in tempo reale che permettono all'utente di personalizzarlo. Idealmente senza l'assistenza di nessuno. Se guardate all'incremento esponenziale dei bot, sia praticamente con voice, ma anche tramite praticamente qualunque canale di interazione testuale, i numeri sono impressionanti. Non essere pronti su questo elemento e non avere il content giusto per fare il feeding della tecnologia, alla fine è un must. Quindi il secondo elemento è il contenuto, l'esperienza. Cioè non è più un prodotto semplice, è un prodotto articolato. Un prodotto articolato che deve essere proposto in maniera customizzata per quelle che sono le audience. L'ultimo enabler è quello più legato alla tecnologia, perché se il lavoro viene fatto bene sui dati e quindi c'è questa visione integrata dei customer e c'è una segmentazione corretta nei vari segmenti da attaccare, c'è poi la definizione del contenuto giusto per attivarli, alla fine il terzo enabler è quello di riuscire ad avere un'orchestration di questa experience che avviene supportata dalla tecnologia. E nel momento in cui questo avviene vengono totalmente reinventate le interazioni che abbiamo da una parte di sales, di marketing, di assistenza, service. E tutto questo praticamente permette i numeri sono straordinari, permette di aumentare la loyalty. C'è poco da fare. Cioè, per me pensare praticamente di non viaggiare con Delta o di non viaggiare o di non stare in un Marriott Hotel, mi dispiace dirlo per magari gli altri operatori che sono qua, ma vi dico, io in Marriott io non faccio nulla. Io vado col mio telefono, c'ho la chiave della mia camera, sanno già tutto quello che voglio. Poi, chiaro, si tratta anche di avere certi status, sì, questo è dubbio, non è che tutti hanno la stessa esperienza. Però il livello di personalizzazione è quello. E poi non è che voglio dire che Delta e Marriott, che tra l'altro sono grandi clienti di Salesforce, non hanno aree di miglioramento, ce le hanno tutti, però la barra inizia a essere molto alta. Quindi secondo me bisogna guardare a quelle che, a mio modo di vedere, poi magari ce n'è tante altre, ne sto citando due a livello globale che mi sembrano più rilevanti, secondo me offrono già un livello di customer experience molto personalizzata. E quindi la riflessione totale è che dobbiamo guardare ai processi di business e al business operating model prima ancora di riflettere sulla tecnologia, che comunque ovviamente gioca un ruolo fondamentale. Però il concetto è molto semplice, è garbage in, garbage out. Io posso anche comprare una Ferrari, ma poi sai, non ho i soldi per la benzina, ci metto l'acqua, cioè, la Ferrari non va. Quindi bisogna comunque ragionare prima sul business e poi sulla tecnologia. Volevo utilizzare solo questo come background e mi piacerebbe invece di più cercare di avere un dibattito e rispondere a domande, anche se premetto, io non sono un esperto del turismo.
Quindi Massimiliano è esagerato, dicendo Sei un Antonio. esperto delle vendite, questo è veramente importante per qualsiasi settore. Ecco, invece ti faccio una domanda a cui tu sicuramente potrai rispondere. Profilazione o personalizzazione o entrambe? Beh, la profilazione è un passo che avviene prima, perché non esiste personalizzazione se non c'è a monte un lavoro fatto bene di segmentazione sulla base non di consumer research, attenzione. Poi io ho lavorato tantissimo nelle vendite e tantissimo nel marketing, prima di diventare un executive. E alla fine le due cose purtroppo nel mondo di oggi non sono più in silo, sono completamente integrati. Non esiste la differenza tra il marketing e le vendite. Oggi si viaggia alla velocità del pensiero nel business e quindi rispetto alla tua domanda, Massi, c'è un lavoro che va fatto a monte non sulla base di consumer research, ma sulla base di dati reali, sulla base dei first party data. Sulla base di quei first party data bisogna definire le audience, ma definire le audience non è una segmentazione statica, è una segmentazione dinamica che deve capire per ogni audience quali sono tutti i touch point con cui quell'audience interagisce, quali sono i contenuti che vanno su quei touch point, qual è il content, l'esperienza che quel determinato segmento ricerca in quel touch point, in quella interazione. E poi da lì avviene la personalizzazione e se ci pensate alla fine la personalizzazione non è altro che il giusto messaggio, il giusto contenuto, la giusta esperienza nel momento in cui una determinata audience l'aspetta. Quindi c'è un elemento temporale, la segmentazione avviene prima per far sì che la personalizzazione sia più rilevante. Perfetto. Ma io ti lascerei in pasto, tra virgolette, a Lucio e Antonio che sicuramente non vedono l'ora di farti delle bellissime domande, anche più intelligenti delle mie, sicuramente. Non lo so, non parlerei di intelligenza, cerchiamo di fargli qualche domanda utile visto che la sua esperienza è importantissima e chiamerei nel frattempo anche Antonio in modo che sia anche lui in collegamento. Antonio Usai in questo caso. Una domanda importante perché io ho seguito con attenzione il tema dei dati, quali dati. Ecco, facciamo anche un passo prima di quali dati. Dove andiamo a prendere i dati? Io mi batto da anni affinché i dati dei nostri turisti non siano quelli profilati qua in Sardegna, perché i dati dei turisti che arrivano in Sardegna, va bene, è una fotografia importantissima, ma non rappresenta l'universo del turismo. Noi dovremmo andare a prendere i dati da altre parti, magari in Germania oppure addirittura alle Baleari, dove i tedeschi sono andati e non hanno scelto la Sardegna. Dovremmo cercare di andare in Grecia per capire perché sono andati in Grecia e non sono venuti qua. Su questo aspetto, immagino che voi abbiate lavorato tanto e fatto tante analisi. Cosa ci puoi dire? È una bellissima domanda. Alla fine è veramente il cuore diciamo di tutto. Adesso provo a dare dei dettagli. Diciamo che ci sono delle aziende che sono fortunate. Vi faccio un esempio. Giusto ieri ero con il CMO di una delle più grandi aziende di telecomunicazioni qua in America e loro hanno una quota di mercato del 45%. Quindi significa conoscono ad un alto livello di dettaglio il 45% dei soggetti che hanno un telefono, che hanno un piano tariffario in America. Parliamo di quasi 150 milioni di household. Ma anche per loro il punto fondamentale è quello di non basarsi solamente sui clienti che conoscono, quelli che hanno, ma è quello di guardare, quindi i loro first party data, ma è quello di guardare a second and third party data, e magari adesso spiego bene di cosa si tratta, per capire, ma alla fine chi è il mio cliente target? Ma il mio cliente target cosa effettivamente cerca? Quali sono le sue preferenze, le attitudini, quali sono il tipo di esperienze che fa? E alla fine oggi esistono, soprattutto in mercati come, diciamo che i mercati che sono più avanti sono sicuramente gli Stati Uniti, UK, Giappone, la Cina però è molto più complicato, un discorso molto più complicato per tipo di partner e infrastrutture tecnologiche, dove esistono delle banche dati anonimizzate
che aiutano e che possono aiutare voi operatori a far leva su, ok, sappiamo che il consumatore che viene in Sardegna ha queste determinate preferenze, attitudini, ha questo tipo di behavior. Adesso guardiamo al mondo totale dei dati che esiste in questi paesi target. Sentivo prima il discorso che facevate con la Cesarina per il discorso di capire bene gli Stati Uniti e altro. Sicuramente, tipo negli Stati Uniti, guardare queste basi dati anonimizzate che esistono e fare due tipi di lavoro. Uno, validare se le audience su cui state lavorando sono quelle giuste, perché magari vi state concentrando su un segmento che è un segmento generico, ma che per gli Stati Uniti è poco definito, perché scoprite che negli Stati Uniti le persone che molto probabilmente fanno delle vacanze, che hanno delle similitudini, per esempio con la Sardegna o con altre aree dell'Italia, hanno delle caratteristiche leggermente diverse. Quindi il primo passo è guardo a third party data, che sono fonti dati esterne, ci sono grandissime banche dati in questi paesi che ho menzionato, per validare i segmenti, per arricchire questi segmenti, per capire quali sono le dimensioni che sono chiave per far sì che questi abbraccino l'esperienza turistica in Sardegna dagli Stati Uniti. E una volta praticamente che ho fatto quello, ci sono delle metodologie di lookalike modeling che permettono di attivare sia praticamente la parte di paid media, quindi tutta la parte pubblicitaria, ma anche tutte le attività praticamente che vengono fatte su canali che sono di proprietà delle aziende, quindi parliamo di earn and non media, che permettono di raggiungere questa personalizzazione in maniera diversa. Quindi i dati vanno cercati attraverso praticamente banche dati importanti che servono da validatore e da arricchimento dalla segmentazione che avete. E poi le partnership sono importantissime. Cioè, le partnership per fare praticamente dei lavori di dati, oggi queste robe tramite blockchain sono all'ordine del giorno, sono anche fondamentali per arrivare praticamente a deliberare questo tipo di risultato finale. Non so se ho risposto alla domanda o se c'è qualche altro contenuto o Hai dettaglio. dato degli elementi interessanti, certo. Antonio. Io direi tutti spunti interessantissimi, Antonio, per noi che ci confrontiamo con i dati. Riconosco a Lucio questa grande volontà nelle call to action, cioè in altri eventi che abbiamo realizzato negli ultimi 2 anni, abbiamo provato a dare degli strumenti ai nostri operatori turistici per cambiare un po' il punto di vista, cioè per passare dall'effetto traino per cui conosco i dati magari di un anno prima e mi baso su quelli, ad un effetto prospettico. Cerchiamo di lavorare su quello che succederà, non su quello che è successo. E allora quello che ci dicevi tu, l'idea, quale dato, la targetizzazione, le nuove tecnologie, sono un mondo appassionante, coinvolgente, che se riguardasse anche solo il 30% dei nostri operatori turistici ci consentirebbe di svoltare dal punto di vista della competitività. E allora proprio in questo ambito, in questo scenario, siamo tutti consapevoli che alcuni sistemi, in particolare quelli turistici, hanno bisogno di una cultura del dato, di una cultura della vendita, per essere un po' sganciati da questo effetto storico. Voglio sempre quel turista perché mi ha dato soddisfazione. Poi succede qualcosa come il Covid, il turista non c'è più e io sono disorientato. Allora proviamo a dargli, perché quello che hai dato, le informazioni che ci hai dato sono molto tecniche e comprensibili, però serve un in più, cioè serve far capire anche al nostro piccolo operatore e non solo a quello grande come può essere Massimiliano, che il dato è alla portata di tutti, che tutti possono iniziare da qualcosa per poi magari arrivare anche ad acquisire una piattaforma con Salesforce e svoltare nel loro business. Diamogli qualche consiglio dal lato della tua esperienza. Allora, cercherò di darvi un'esperienza pratica su una cosa che ho dovuto fare io. Io quando sono arrivato in America ho preso questa responsabilità e gestivo il business delle acque, un business molto complesso, gigantesco, 10.000 persone, 30 factories per la produzione, l'imbottigliamento e compagnia cantante, enorme, 29 miliardi di bottiglie l'anno, per darvi praticamente una size di quello che si movimentava. E avevo questa vision di creare un business direct to consumer nelle acque negli Stati Uniti, molto molto ambizioso, non avevo nessun dato, cioè, quindi alla fine dice, ma zero.
La cosa che ho fatto è quella che stavo descrivendo prima. Secondo me i consigli operativi che darei agli operatori sono: 1, guardare quali sono i mercati di riferimento che volete attaccare. Cioè da dove arriva, e questo può essere sia a livello globale che più a livello locale, non importa, ci sono tante audience, ci sono audience straniere, audience italiane, bisogna sapere prima di tutto chi è il nostro cliente target e come è definito. Dovete partire da là. Io ho iniziato da lì, non avevo dati, e poi che cosa ho fatto? Una volta che ho definito sulla base di quello che pensavo essere il target giusto, ho lavorato con, e ce n'è tantissimi di questi partner che hanno delle banche dati esterne, per definire meglio praticamente questi target che volevo attaccare, e da lì si inizia con delle attività che partono con la pubblicità, il paid media, no? Per carità, a livello digitale. E poi da lì l'obiettivo deve essere quello di creare un interesse, creare una relazione, acquisire nuovi clienti target e da lì curare questa relazione con gli strumenti di CRM, no? Gli strumenti di CRM, non bombardare la gente annorbandola di tante informazioni, ma cercando di creare valore. Che quello è l'altro problema. Un altro problema gigantesco è che sì, magari ci sono tante aziende in tanti settori che acquisiscono, hanno la fortuna di creare quell'acquisizione e poi sprecano tutto perché non sono rilevanti, bombarde comunicazioni che non servono a niente. Poi quello apriamo un altro mondo. Però Antonio, per partire da dove hai detto tu, in maniera concreta, definire il cliente, capire i mercati target, le audience target, capire praticamente cosa vogliono, e affidatevi e fate, se non volete direttamente andare con third party data, fate delle partnership. Fate delle partnership, incrociate i dati, create forza, fate evolvere l'ecosistema italiano alla velocità della luce. Stai dando un messaggio molto bello che parte da una considerazione comune. Tutti gli strumenti sul mercato sono validi, ma ci vuole la testa pensante. Cioè, ci deve essere qualcuno che si prenda la responsabilità di decidere in quale direzione andare. A quel punto quei dati che supportano la mia scelta mi aiutano a crescere, e poi in modo sempre più esponenziale. E anche questo è un esercizio che delle volte viene a mancare, proprio perché ci si impigrisce in quell'idea di turismo, prodotto turistico standard, visione comune, prendo tutto quello che arriva. E allora anche lì questa nuova visione dell'orientarti e decidere e poi farti supportare diventa una innovazione. E in questo caso Massimiliano con Portale Sardegna, le joint venture realizzate negli anni, hanno dato una spinta importante per l'innovazione del settore. Antonio, approfitto per un'ultima domanda, poi lascio la linea, so che i tempi sono stretti, a Lucio e Massimiliano. Dato Salesforce, io ho avuto l'opportunità di apprezzare le vostre piattaforme, non dico niente di nuovo per tutti gli estimatori, quel 20% è sicuramente una sottostima rispetto a tutti quelli che conoscono la vostra piattaforma e stanno pensando di implementarla. Ha evidentemente dei grandi benefici per chi ha una visione performante del proprio business. Ecco, però in questi grandi benefici, piattaforma online, tante volte il cliente tende ad essere diffidente perché ha questa visione del i dati sono i miei. Tu mi stai, una volta che io ho incamerato i dati e li ho costruiti, li vediamo con i grandi gruppi turistici, poi non li metto a disposizione di nessuno. Possiamo smitizzare un po' tutto questo? Ci sono tanti modi per condividere i dati e per renderli profittevoli. Ci sono tante riflessioni qua da fare. Intanto, se parliamo del caso specifico di Salesforce, noi facciamo hosting dei dati, ma noi non tocchiamo i dati dei nostri clienti. Facciamo hosting dei dati, è uno dei punti di forza, e anche i valori di Salesforce è il trust, la sicurezza. Noi siamo ben consapevoli della responsabilità che abbiamo. Abbiamo 230.000 clienti, tutti felici perché i nostri praticamente risultati di attrition sono by far record nell'industria, e la prima componente è la componente di trust, di security, di compliance, che sono embedded in tutte le soluzioni Salesforce. Ma l'elemento che spesso crea confusione, tanto per partire intanto dal primo passaggio, è dove metto i miei dati, è quello che la soluzioni come la nostra fanno hosting dei dati, aumentando la sicurezza a livelli massimi. Noi gestiamo industrie altamente regolate, gestiamo governi, gestiamo delle robe veramente complicate, financial services,
Quindi quella è la prima cosa, no? Affidarsi praticamente a dei supplier dove il livello di security compliance è top, non si può scherzare. Cioè fare dei breach sui dati significa mettere sotto sopra le aziende, danni in reputation che non si recuperano. Quindi veramente invito a una attenta due diligence da questo punto di vista quando si scelgono le soluzioni tecnologiche. Poi c'è l'altro elemento che dicevi tu, Antonio, che è chiave. Cioè oggi esistono gli strumenti per fare sharing di dati in maniera sicura e non si può pensare di attaccare un mercato globale da soli. Le partnership devono essere all'ordine del giorno. Il motivo per cui ho visto e mi sono entusiasmato quando Massimiliano mi ha parlato proprio agli inizi dell'iniziativa tra Portare Sardegna Welcome Travel, questo è fantastico. Ma il business va fatto così. Senza le partnership l'unione fa la forza. Questo è un grande messaggio, ne dovremmo far tesoro. Antonio, è stato un piacere. Rilascio la linea a Lucio e a Massimiliano. Grazie. Ne approfittiamo ancora qualche minuto. Abbiamo in linea, e questa è una cosa ricorrente dei Meet Forum, un certo numero di ragazzi, in parte sono alunni di Antonio, in parte sono aspiranti imprenditori turistici, piccole imprese, start-up che sono appena nate o che stanno per nascere. Ecco, dal tuo punto di vista, le competenze necessarie per fare questo tipo di analisi, che cosa suggeriresti ad un ragazzo che voglia iniziare a capire anche su che tronconi, più la programmazione, più la logica, più la matematica, un'esperienza di vendita? Dagli un suggerimento su quello che può essere uno sviluppo di formazione personale. La knowledge sta diventando una commodity. Alla fine tutti gli elementi nozionistici hanno un valore molto relativo. Secondo me le cose più importanti sono le caratteristiche personali. Cioè io ho una passione per i giovani infinita. A un certo punto avevo fatto una cosa che non sono più riuscito a seguire, avevo azionato su LinkedIn una funzionalità che offriva coaching praticamente a tutti. Poi avendo 30.000 followers ho dovuto chiuderla perché non riuscivo a starci dietro. Però la cosa che direi ai giovani è, il primo messaggio è che tutto è possibile, tutto, bisogna solo crederci. Cioè, quindi le componenti più importanti sono legate al mindset, all'attitude, alla determinazione, alla volontà. Cioè, io ora, Massimiliano è un mio amico, ma Massimiliano nella sua vita ha fatto delle scelte enormi. Cioè, era un investment banker di successo e ha deciso di mettersi nel turismo per amore della Sardegna e di fare tutto quello che ha fatto. Cioè, tutto è possibile se si vuole, bisogna avere mindset, l'attitude e, come dico io, un'intelligenza media. Non bisogna essere dei geni. Poi i geni, per carità, ci sono, ma quella è un'altra categoria. Quindi la prima cosa è quella, credere che tutto è possibile ed avere il mindset, l'attitude giusto. Credo anche che per me, perlomeno, poi è giusto o sbagliato, io ho fatto tante cose giuste e altrettante sbagliate nella mia carriera, credo, ma sono sempre stato me stesso. Non credo che bisogna stare bene con se stessi e quindi nella carriera professionale, nel momento in cui lavori o studi un qualcosa che non ti rende felice, che non ti permette di essere te stesso, devi cambiare immediatamente. Cioè, perché in quel momento stesso stai veramente distruggendo valore e ti stai mettendo in una situazione che non ti permette di deliberare al massimo le tue potenzialità. Quindi essere se stessi. E poi la terza cosa, la più importante di tutti, prendersi cura delle persone. Come si dice in inglese, be nice with everyone. Perché la cosa che ho imparato è che se alla fine si ha cura delle persone, alla fine le persone si prendono cura del business e si prendono cura di te. A me in Salesforce noi veramente viviamo in una maniera incredibile i valori e c'è un concetto che Marc Benioff, il fondatore, 21 anni fa ha stabilito, ancora oggi che siamo 54.000 è valido. Noi abbiamo un concetto di Ohana che in hawaiano significa famiglia. Io ho sempre
da sempre gestito tutti i miei team pensando che alla fine è una famiglia. Cioè, se poi una persona vuole essere con te solo un rapporto da capo o collega, che sia, bene, ma se le persone vogliono avere un rapporto che diventa un rapporto di amicizia, di coaching, di mentoring, le porte sono sempre aperte. E questo secondo me è importante, perché i conflitti non portano a nulla. Alla fine bisogna sempre assumere del positive intention, no? Assumere intenzioni positive delle controparti. Alla fine non si sbaglia mai, anche quando dall'altra parte non ci sono. Alla lunga si vince sempre, sempre e comunque. Quindi la terza cosa è veramente prendersi cura delle persone, alla fine essere spinti dal basso, è la cosa più importante. Bene, che Antonio, dire? grazie. Aveva So che è ragione Massimiliano. spostato per essere qua, so che è spostato un appuntamento importantissimo e l'hai fatto ovviamente Speriamo non per lo vedano. amicizia e per rispetto. Ti ringrazio doppiamente e ci vediamo tra un'oretta e un quarto alla conference, alla final conference. Ok? Grazie a tutti. Grazie Antonio. Ciao Antonio. Ciao.